Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è ancora avvolto nel mistero e continua a far discutere. Inizialmente trattato come un possibile caso di suicidio, lo scenario si è complicato con il passare del tempo, fino a condurre gli inquirenti a una nuova pista investigativa. Recenti perizie medico-legali e analisi approfondite hanno infatti portato alla riapertura del caso con l'ipotesi di omicidio. Grazie a elementi che sembrano smentire la tesi del suicidio e indicare un coinvolgimento di terzi nella morte della donna, l'elemento più significativo che ha fatto cambiare direzione alle indagini è la perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, una delle massime esperte del settore, il cui team ha effettuato un'analisi approfondita sui resti di Liliana. Secondo quanto emerso, la donna potrebbe essere stata soffocata il giorno stesso della sua scomparsa, e l'orario del decesso sarebbe stato prima di mezzogiorno, stando alle evidenze fornite dall'esame del contenuto gastrico. Ma il vero colpo di scena riguarda un altro elemento chiave. Liliana non sarebbe rimasta nel boschetto dove è stata ritrovata per tutto il tempo intercorso tra la sua scomparsa e il suo ritrovamento. Infatti, gli esami forensi suggeriscono che il cadavere sia stato portato nel bosco tra le 6 e le 10 ore dopo la sua morte, il che significa che per diverse ore è stato occultato altrove, in un luogo ancora sconosciuto agli inquirenti. Il 5 gennaio 2022, quasi un mese dopo la sua scomparsa, il corpo di Liliana viene ritrovato in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. A meno di 2 chilometri dalla sua abitazione, il cadavere si trovava all'interno di 2 sacchi neri per la spazzatura, un dettaglio che già all'epoca sembrava poco compatibile con un'ipotesi di suicidio. Tuttavia, in un primo momento gli investigatori hanno ipotizzato che Liliana potesse essersi tolta la vita soffocandosi con quei sacchi, lasciando aperta la possibilità di un gesto volontario. Tuttavia, le condizioni del corpo e degli indumenti hanno rivelato qualcosa di ben diverso. In particolare, lo stato delle scarpe non presentavano segni di usura compatibili con una permanenza di 3 settimane all'aperto, in un ambiente umido e sottoposto agli agenti atmosferici. Questo dettaglio ha suggerito che il corpo sia stato collocato nel bosco solo poche ore prima del ritrovamento. L'assenza di segni di putrefazione avanzata. Le condizioni del cadavere non corrispondevano a quelle di una persona morta da quasi un mese all'aperto. La postura innaturale del corpo era adagiato in modo composto, un dettaglio che fa pensare a una messa in scena e non a un corpo rimasto a lungo nello stesso luogo. Questi elementi hanno quindi portato gli esperti a una nuova ipotesi. Liliana sarebbe morta lo stesso giorno della sua scomparsa, ma il suo corpo è stato nascosto altrove per giorni o addirittura settimane, per poi essere trasportato nel boschetto poco prima del ritrovamento. Con l'ipotesi dell'omicidio che prendeva sempre più corpo, gli inquirenti hanno deciso di analizzare gli alibi delle persone più vicine a Liliana, in particolare quelli di Sebastiano Visintin, il marito, e Claudio Sterpin, l'uomo che sosteneva di essere il suo amante. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha sempre sostenuto di non avere nulla a che fare con la scomparsa della moglie. Il giorno della sua sparizione, il 14 dicembre 2021, l'uomo ha dichiarato di essere uscito in bicicletta e di aver registrato alcuni video con una videocamera GoPro. Tuttavia, ci sono alcune discrepanze nel suo alibi, in particolare un lasso di tempo poco chiaro tra le 12:16 e le 13:39. Durante il quale Visintin avrebbe effettuato il suo giro in bici. Gli inquirenti stanno verificando l'autenticità dei filmati registrati, per capire se siano stati effettivamente girati in quell'orario o possano essere stati manipolati. Il suo comportamento dopo la scomparsa. Inizialmente Visintin ha rilasciato dichiarazioni in cui sembrava convinto che Liliana fosse ancora viva e che fosse andata a riflettere lontano da casa. Ipotesi che col tempo è apparsa sempre meno plausibile. Claudio Sterpin si è presentato fin da subito come il compagno segreto di Liliana, sostenendo che la donna fosse pronta a lasciare il marito per iniziare una nuova vita con lui. La loro relazione è confermata da numerosi messaggi, ma alcuni dettagli del suo racconto non coincidono con i dati oggettivi raccolti dagli investigatori.
Sterpin ha dichiarato che Liliana lo aveva avvisato di un ritardo perché doveva fermarsi in un negozio di telefonia, ma i dipendenti del negozio non confermano la sua presenza quel giorno. Il GPS dell'auto di Sterpin lo posiziona vicino a un bar, e non di fronte al negozio, come lui aveva affermato. Le chiamate tra lui e Liliana non risultano nei tabulati telefonici, e quindi si basano esclusivamente sulle sue dichiarazioni. Queste incongruenze hanno spinto gli investigatori a verificare se Sterpin abbia detto tutta la verità sul suo rapporto con Liliana e sulle ultime ore della donna. Il giudice per le indagini preliminari ha individuato 25 punti chiave da chiarire per risolvere definitivamente il caso. Tra questi, oltre alla verifica degli alibi di Visintin e Sterpin, ci sono l'analisi delle celle telefoniche, per ricostruire gli spostamenti di Liliana e delle persone a lei vicine, la verifica delle immagini di videosorveglianza, per accertare eventuali movimenti sospetti nei luoghi chiave del caso, l'approfondimento sulla possibile presenza di altre persone coinvolte, in particolare su chi avrebbe potuto trasportare il corpo nel boschetto ore dopo la morte. Nonostante siano passati più di 3 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovic, il caso è ancora lontano dall'essere risolto. L'ipotesi del suicidio sembra ormai superata, mentre gli elementi raccolti puntano sempre più verso un omicidio con un possibile depistaggio. La domanda chiave a cui gli inquirenti stanno cercando di rispondere è chi ha ucciso Liliana e chi ha trasportato il suo corpo nel bosco dopo diverse ore dalla morte. Nei prossimi mesi, il lavoro degli investigatori e delle perizie scientifiche potrebbe finalmente portare alla soluzione di un giallo che ha scosso l'opinione pubblica e lasciato aperti troppi interrogativi. Il deposito della Cattaneo ha significato una svolta, però non è successo sostanzialmente nulla, non c'è nessuno indagato, giusto Claudio? Teniamo duro, io non vedo l'ora di vedere finire questo episodio, chiaramente. Per cui non me ne vado da questo mondo prima, volevo dire questo. Tranquillizzatevi, io ci sarò. Io ribadisco quello che ho detto e anzi volevo proprio specificare che già 3 anni fa io avevo già mandato una lettera in procura, poi al questore, poi al procuratore generale, e tutto nero su bianco, sottoscritto con date, quello che avevo già praticamente dichiarato. E vorrei appunto che adesso spero che inizino nuovamente tutto da capo. Ringrazio appunto il dottor Dainotti che aveva rigettato l'istanza di archiviazione, ha creduto che non era un suicidio, e poi ringrazio anche il dottor Frezza che in poche righe ha spiegato che ha visto il lavoro fatto dalla professoressa Cattaneo e rivaluterà il tutto completamente. E adesso io appunto auspico che vengano tutti nuovamente indagati come richiesto anche dal mio ex cognato, e però io includo anche suo figlio e i familiari suoi, la compagna del figlio, la sua ex moglie e tutti gli amici che prima non sono mai stati sentiti. Questo è proprio agli atti, non sono mai stati sentiti. E in più anche il fatto io reputo il fatto dei soldi, che è importante anche quello, e non è stato appunto controllato niente. Vedremo, perché adesso nei punti richiesti dal GIP dottor Dainotti riguarda anche quello. E poi ci sono tante cose che devono essere riviste, l'alibi che ha dichiarato il mio ex cognato, ma che alibi? Lui prima di sapere cosa fosse successo già parlava della mia povera sorella che è stata massacrata di botte. Io ancora non mi capacito in che maniera, guai se io sapessi chi è. Io spero di non trovare questa persona, però spero che venga appunto trovato dagli inquirenti e che paghi quello che ha fatto. Ecco, questo qua. Niente, io semplicemente volevo riavvolgere questo pezzetto di nastro. Lui il 4 di gennaio dichiara di avere in mano 15.000 euro, perché ce li hanno tutti, per le piccole spese familiari. 2 settimane dopo lui si lamenta con il mondo
perché non aveva neanche i soldi per il riscaldamento, per l'acqua calda, per fare la spesa. Per fortuna ha trovato un sacco di amici che gli hanno dato una mano, se no moriva di freddo e di fame. 2 settimane dopo, con 15.000 euro sotto il cuscino, 15 giorni prima. È un minimo di incongruenza oppure? Domanda. Questo qua è banale ma logico in qualche maniera. Lo ha dichiarato lui, non un altro. Lei cercava una casa più modesta perché pagare più di 1.000 euro al mese per quell'appartamento, lasciandoci dentro da solo Sebastiano, le sembrava poco congruo. Per lui solo poteva bastare un appartamento dimezzato. Tutto pagava Liliana. Certo, tutto. L'appartamento, le assicurazioni, i consumi, la spesa quotidiana, era tutto a carico di Liliana. Lui ha dichiarato poco fa che se lei gli avesse detto delle sue intenzioni, lui avrebbe accettato il distacco. È un'altra balla colossale, perché lui di noi sapeva tutto da tanti mesi. Il telefono di Liliana ed il mio, da parte sua di lui, erano tenuti sotto controllo. Lo sapremo, a suo tempo lo sapremo. Intanto io lo dico senza remore. Lui sapeva della nostra relazione da tanto tempo. Quando lei gliene ha parlato, ha firmato la condanna a morte. Punto. Questo è successo. Ed i fatti lo confermano. Ha messo in piatto la sua intenzione di andarsene da casa. Sarebbe successo il 15-16 di dicembre, 2 giorni dopo è scomparsa. Questa è una cosa premeditata, ricordatevelo fra alcuni mesi quando verrà emerso tutto, punto. E non ci vuole tanto ad arrivarci. Dovevano essercene di indagati anche 3 o 4 dall'inizio. Le indagini dovevano essere aperte, invece è stato fatto un allontanamento volontario come dichiarazione per eliminare qualsiasi indagine, così che lei, che era morta il 14 di dicembre, non si è potuto cercarla per mesi o fare alcuna ricerca vietata dalla legge, perché è un allontanamento volontario. Questo è successo e i fatti lo dimostrano. Inutile girarci attorno. Differenza tra Sterpin e Visintin: quando qualcuno ha qualcosa da nascondere vuole che l'indagine finisca o vuole che sia un suicidio, quando invece uno non ha niente da nascondere e vuole la verità, vuole che si indaghi e che ci siano degli indagati. Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua a suscitare grande attenzione e interesse da parte della giustizia e dell'opinione pubblica. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia, si stanno ampliando, aprendo nuove piste e riesaminando vecchi dettagli sotto una luce rinnovata grazie alle recenti testimonianze. Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara, è stato definitivamente condannato e si trova in carcere, ma non ha mai cessato di proclamare la propria innocenza. I suoi legali hanno recentemente ottenuto l'apertura di nuove ricerche che hanno portato a un fascicolo contro Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che era già stato indagato e successivamente scagionato. Questa circostanza ha nuovamente posto l'attenzione su diverse figure coinvolte nel caso, facendo emergere nomi già conosciuti alla cronaca giudiziaria del delitto che ormai risale a 18 anni fa. Il settimanale giallo ha riportato che un super testimone ha citato Stefania K., una delle cugine gemelle di Chiara, come potenzialmente collegata ai fatti del giorno dell'omicidio. Le gemelle erano già al centro di polemiche per aver lasciato un mazzo di fiori e una foto ritoccata davanti alla casa della cugina dopo la sua morte. Questa foto, che le ritraeva sorridenti insieme a Chiara, aveva scatenato controversie per il suo carattere di fotomontaggio. Nel contesto delle indagini giudiziarie, emerge che un testimone aveva menzionato Stefania nel momento in cui si erano verificati i fatti, ma successivamente aveva ritratto la sua dichiarazione. Nuove dichiarazioni si sono aggiunte, sostenendo di aver visto Stefania quella mattina presso la scena del delitto. Contrariamente a quanto da lei dichiarato,
Queste discrepanze hanno portato la Procura di Pavia a pianificare nuovi interrogatori che coinvolgeranno Stefania, sua sorella e altri membri della famiglia, cercando di chiarire la loro posizione in merito alla tragedia. Parallelamente, una consulenza del genetista Carlo Previdere ha confermato che il DNA di Andrea Sempio presente sulla vittima è verosimilmente da contatto e non da trasferimento, indicando la possibilità di interpretazioni multiple. Sempio, difendendosi, ha affermato di aver frequentato spesso la casa Poggi, anche se non nelle ultime 2 settimane prima del delitto. In risposta a queste nuove scoperte, gli investigatori hanno richiesto un'analisi aggiornata e approfondita di tutti i reperti rinvenuti dal 2007 presso la casa Poggi e sul corpo della vittima, tentando di trovare ulteriori indizi che possano far luce su questa intricata vicenda giudiziaria. Le nuove analisi e testimonianze potrebbero rivelarsi cruciali nel risolvere il mistero che avvolge l'omicidio di Chiara, portando a possibili rivisitazioni delle conclusioni precedenti e a una ricerca rinnovata della verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.